Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo dell'intero territorio provinciale predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, nella notte tra il 31 e il 1° novembre, in concomitanza con le tradizionali feste di Halloween, i carabinieri hanno identificato 320 persone e controllato 150 autovetture, elevando varie sanzioni per violazione delle norme del codice della strada. Inoltre, ad Agrigento sono stati segnalati alla competente prefettura ben 3 giovani per detenzione di sostanze stupefacenti, per uno personale e uno soggetto per guida in stato di ebbrezza alcolica. Si tratta di un 17enne egiziano, un 23enne gambiano e un 14enne empedoclino, trovati in possesso di hashish, cocaina e di una persona di 35 anni di Favara sottoposto all'alcol test con esito positivo. A Licata i carabinieri della locale stazione hanno segnalato alle autorità competenti 4 giovani minorenni, poiché sorpresi lungo la strada del centro con 3 mazze da baseball, una spranga di ferro e un passamontagna in mano. Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro e i minori sono stati affidati ai genitori. Mentre nel paese di Cammarata i carabinieri hanno segnalato una persona di 24 anni di Campofranco per guida in stato di ebbrezza. I risultati conseguiti, affermano i militari dell'Arma, dimostrano ancora una volta l'efficacia dell'azione preventiva e repressiva dei carabinieri sul territorio dell'intera provincia.